Allora eccoci qua, ancora 20 minuti di trasmissione per approfondire un po' gli scenari anche futuri per la nostra economia, per la nostra politica, contro il quale si punta il dito e questo lo si fa da tempo, a dire la verità, per la scarsa influenza anche a livello europeo. Ma prima di iniziare quest'ultima parte volevo proporvi una breve intervista che abbiamo fatto oggi con Gianangelo Bellati di Unioncamere Veneto, esponente dell'Eurosportello Veneto. A lungo ha lavorato a Bruxelles e tra l'altro, così chiacchierando, mi diceva c'è stato un periodo ai tempi della Thatcher che forse l'Unione Europea avrebbe avuto piacere che l'Inghilterra uscisse dall'Unione. Ma sentiamo cosa ci ha detto a proposito di quelle che possono essere le conseguenze di questa uscita. Direi che questo è l'unico vero rischio che possiamo avere, però ricordiamoci che la Comunità Economica Europea nasce nel 1957 come anche antidoto a nuove guerre, guarda caso fra dei paesi molto importanti, Germania, Francia, Italia e poi i 3 piccoli del Benelux, e quindi era una comunità economica piccola in fin dei conti, poi si è ingrandita, io dico quasi a dismisura, anche forse in dimensioni eccessive, quindi il problema è non andare a toccare soprattutto la partecipazione dei paesi più grandi, ma quelli fondatori, e parlo proprio soprattutto di Germania, Francia e Italia. Ovviamente se un domani decidesse la Germania di uscire, ovviamente cade tutto, ma in questo momento non mi sembra che è il caso, anche perché credo che questa uscita sarà come un esperimento, anche se la Gran Bretagna non è nell'euro, comunque essere nell'Unione Europea è ancora più importante che essere nell'euro, quindi permetterà di capire anche quali sono le conseguenze. Sicuramente noi con l'uscita dell'Unione Europea, anche come Veneto, abbiamo il saldo nostro commerciale, dovrebbe rimanere inalterato, cioè noi esportiamo 55 miliardi, importiamo 40, abbiamo un saldo commerciale attivo altissimo di 15 miliardi di euro, che sono uno dei grandi vantaggi per noi di essere all'interno dell'Europa. Noi non avremo danni su questo. Ovviamente se però c'è l'effetto un pochino domino possono nascere dei problemi maggiori. Adesso è assolutamente prematuro poterlo dire. Allora, Luciano Greco, saldo commerciale positivo, se esce l'Inghilterra non è un problema, sarebbe più problematico se fosse una Germania piuttosto che uno dei paesi fondatori. No, io non vedo l'ipotesi della Germania che esce dall'Unione Europea, è un concetto astratto. Il caso della Francia che discuta di questo tema, la Francia ha già fatto fallire la fondazione costituzionale europea, certo, che avrebbe, se avessimo quel sistema, anche se non costruito democraticamente, c'era chi aveva proposto di fare una convenzione eletta democraticamente per fare la Costituzione europea e sono stati i governi a non volere questa cosa all'epoca, tra cui uno dei governi principali che non voleva era il Regno Unito, quindi insomma la democrazia un po' à la carte, no? Perché poi alla fine l'idea fondamentale appunto è che la Francia potrebbe essere uno di questi paesi, però io sono d'accordo su un punto, cioè qui secondo me i paesi fondatori che credo si riuniscano adesso per discutere proprio di questi temi devono scegliere un po' che cosa vogliono essere, soprattutto i dirigenti di questi paesi. Adesso chiaramente ci sono le divisioni politiche, ognuno la vede a modo suo, questa è una fase in cui non è una questione di divisioni politiche partitiche, bisogna decidere se l'Unione Europea così com'è può continuare a navigare, così come voglio dire senza avere un governo europeo che ha delle risorse fiscali sue, delle funzioni definite, quindi una confederazione. Se non si fa questo, la mia personale convinzione, l'Unione Europea degraderà progressivamente perché è evidente che non ha la capacità di svolgere delle funzioni per cui non ha il potere politico, cioè la questione è assurda, noi abbiamo un Parlamento con 700 rappresentanti del popolo europeo, però alla fine fondamentalmente un sistema dove i governi hanno l'ultima parola su tutta una serie di norme. Il fatto che ci sia il rosmarino è perché poi alla fine non è che sono è perché ognuno dice no, ma è importante, dobbiamo discutere questo argomento, eccetera. Quindi è un sistema in cui ogni condomino dice che il condominio deve fare una cosa diversa, quindi bisogna uscire da questo schema. Lo schema deve essere
definire alcune funzioni fondamentali, fra cui quella di difesa per esempio sarebbe una funzione, la difesa delle frontiere esterne sarebbe un'altra funzione, quindi definire alcune cose che sono fondamentali. Oggi l'Unione Europea deve decidere se fare questa cosa qua e secondo me l'uscita della Gran Bretagna, che io sono d'accordo con il professor Casani, in realtà la Gran Bretagna è entrata, c'era una bellissima vignetta di Giannelli sul Corriere qualche tempo fa in cui c'era il principe consorte Filippo che guardava il popolo che manifestava per Brexit e diceva ma quando siamo entrati nell'Unione Europea noi? E effettivamente la Gran Bretagna anche in termini di pagamenti all'Unione Europea ha avuto grandi sconti, quindi insomma tutti questi soldi non li pagava. Aggiungo che la Norvegia e la Svizzera che partecipano al mercato unico pagano anche se non sono membri dell'Unione Europea, quindi in realtà questa parte qui io sono d'accordo, gli effetti concreti saranno limitati, il problema è se la transizione non viene gestita con sapienza. Il punto fondamentale è però evitare che ci sia un effetto appunto domino, cioè il fatto che ci siano altri paesi che intraprendono delle strade poco diciamo prevedibili e quindi la questione di fondo è finalmente senza avere il tappo del Regno Unito, io apprezzo moltissimo la democrazia, mi fa piacere, abbiamo deciso, non abbiamo più alibi. Oggi si può imboccare la strada della doppia velocità, cioè avere alcuni paesi che decidono di essere più uniti e l'euro non basta, perché il problema dell'euro è molto semplice, che devi avere la moneta e un po' di politica fiscale comune, perché altrimenti sei costretto a strozzare i singoli paesi, vabbè, adesso trasmissioni che abbiamo fatto varie volte. E gli altri che non vogliono rimarranno nel mercato unico senza problemi. Se i danesi non vogliono stare nella moneta unica, non vogliono stare nell'unione politica, ma perché li dobbiamo costringere da questo punto di vista? Ultima questione volevo dire. Non è che il Regno Unito ha fatto solo una volta il referendum ecco, nel 1975 hanno rifatto la stessa scena. Dopo, nel 1975 erano appena entrati, quindi diciamo era un po' più semplice, non c'erano tutta una serie di questioni, il Regno Unito aveva grosse difficoltà economiche all'epoca, per cui l'Europa veniva vista un po' come il modo per cercare di migliorare la propria condizione. All'epoca sì, rimaniamo, vinsero per il 67%, quindi c'era una percentuale molto ampia, però il gioco era un po' simile, c'era un primo ministro che ci aveva scommesso un po' la carriera politica su questa cosa, questa secondo me è la parte un po' strana poi. Il leave, diciamo, il fatto di uscire dall'Unione Europea ha vinto, chiaramente, però ha vinto di 3 punti, cioè è una decisione costituzionale presa ed è assolutamente diciamo, legittima, anche se è un referendum consultivo, che però ha spaccato profondamente il Paese. Quindi questo è un problema loro. Adesso bisognerà capire cosa succede in Gran Bretagna. Probabilmente ci saranno problemi anche perché lì ci sono i vari indipendentismi, gli assistiti, come diceva giustamente, è vero, scozzesi però già hanno detto che noi vorremmo veramente, l'avevamo già detto, vorremmo separarci. Quindi qui si apre tutto un problema che anche per l'Europa, io per esempio sono contrario personalmente all'ipotesi che l'Europa accetti la Scozia senza il Regno Unito. No, perché se apriamo questa strada, apriamo la strada, io facevo l'esempio prima, se si fa la separazione consensuale senza guerre, siamo d'accordo. No, pensiamo diversamente. Siamo d'accordo, però se si fa la separazione consensuale senza sparare un colpo di fucile va bene. L'Europa ha purtroppo sia il caso, uno solo però, di separazione consensuale senza problemi, che è il caso cecoslovacco. Per il resto tutte le separazioni sono state un po' costose sul piano del sangue. Traumatiche. La Groenlandia, Scozia e Inghilterra non è stato così. La Scozia e Inghilterra si sono unite all'inizio del Settecento in maniera non proprio pacifica, nel senso che era un po'. Ma c'è stato un referendum che non è passato, quindi ci sarà un altro referendum e decideranno gli scozzesi cosa non ho problemi sulla Scozia e Inghilterra. Certo. Secondo me sull'Irlanda del Nord vedremo, perché sono solo 20 anni che hanno fatto la pacificazione nazionale, è un tema molto complesso e delicato. L'Europa è purtroppo, mi fa piacere avere l'idea dell'Europa delle regioni, però va costruito un sistema, non può essere una cosa fatta à la carte per fare carriere politiche e personali. Questo secondo me è l'errore. Però dimentichiamo una cosa, che la guerra in Europa è già in corso, perché si è combattuta e si continua a combattere in Ucraina.
che non è parte della comunità europea, se vogliamo, ma è alle porte, fa parte della cultura europea. Fare le guerre per l'Ucraina dico. Quindi il fatto di avere in questo momento la guerra alle porte non è che ci permetta di dire siamo comunque in un ambito di pace, e vorrei dire di più, rischiamo una cosa gravissima che è passata un po' sotto traccia nei commenti italiani, ma era uno dei temi fondamentali in Gran Bretagna su questo referendum, perché abbiamo perso o perderemo o rischiamo di perdere la Gran Bretagna come componente dell'Unione Europea, e adesso si stanno avviando le trattative per far entrare 100 milioni di turchi, cioè la Turchia, l'Unione Europea sta cominciando adesso le trattative, correggimi Maria se sbaglio. Sono avviate da tempo, spero che siano bloccate anche perché... No, adesso comincia la parte ufficiale per l'ingresso delle trattative per l'ingresso della Turchia in Europa. Allora capiamo quale squilibrio sotto il profilo sociale e sociologico si verrebbe a creare nel momento in cui perdi 60 milioni di europei, tra virgolette, ma di cultura europea, ed entrano 100 milioni su 500, 450 che saremo adesso, infatti, di turchi. Sfonda una porta aperta. Secondo me l'Europa deve decidere se è un'entità politica oltre il mercato oppure no. Evidentemente no, nel momento in cui fa entrare la Turchia. Sentiamo anche Raimondo. La provocazione sarebbe questa: visto lo scenario e visto la situazione che si è creata da stamattina con questo evento storico in Inghilterra, perché non fare una nuova, come dire, Costituzione europea? Perché non mettersi intorno a un tavolo e fare una costituente europea e dire signori basta, fino adesso non dico che abbiamo scherzato, ma abbiamo in qualche modo rovinato quel giocattolo che era importante, che non era un giocattolo, ma era l'idea di un'unione dei popoli, un'idea di un'unione economica, eccetera, ma non di uno schiavismo dei popoli, perché ripeto, i cittadini e gli imprenditori, e parlo da italiano, sentono ormai l'Europa come un peso, come un macigno. Cioè non è possibile che in un paesino, non so, della provincia di Padova, Teolo, piuttosto che Bressanone, si debbano preoccupare della direttiva che guarda le valvole e i termosifoni che viene imposto dalla Comunità Europea, di come devono essere, di quanti centimetri. Ma stiamo scherzando o cosa? Quindi quando viene percepito questo segnale negativo di un'Europa che impone determinate cose che poi alla fine non servono alla comune esperienza quotidiana della gente, e soprattutto quando c'è una tassazione che ti massacra, perché l'Italia non sta andando a riformulare niente, sta accettando supinamente tutto quello che in qualche modo, per il debito pubblico, per le situazioni che abbiamo ancestrali eccetera, non si riesce mai a concordare una linea diversa per il popolo, tra virgolette, italiano, per le regioni italiane. Il Veneto è una delle locomotive, si dice, no? Di tutte tra le altre regioni. C'è qualcuno che ha detto diamo, non lo so, una tassazione di favore a quella regione. Cioè, come mai deve avere il privilegio, o lo aveva il privilegio l'Inghilterra, di andare a trattare e dire io voglio questo, non voglio quest'altro, i tavoli li faccio io, e nessuno in Italia possa dire abbiamo 2 o 3 regioni che sono come dire, la punta di diamante di tutta l'Italia, che possono creare ulteriori posti di lavoro. Diamogli magari una possibilità, quella di avere per esempio una tassazione più bassa, per far rientrare per esempio aziende nel Veneto, investimenti nel Veneto piuttosto che in Lombardia, in Emilia. Adesso sto parlando del Veneto perché siamo a Padova, ma ripeto, ci sono 3-4 regioni che potrebbero veramente trainare tutta l'Italia. Perché nessuno dei nostri leader o premier che si vogliono considerare vada a trattare questo? Questo secondo me poi potrebbe portare ad una costituente in cui si dice beh, le regioni che in qualche modo hanno una doppia velocità devono avere molte più soluzioni pratiche e non groviglio di burocrazia, di impicci, di situazioni. Voi sapete cosa significa oggi gestire un'azienda, una società? Cioè, io sto impazzendo per far capire all'imprenditore quanti adempimenti ci sono in questo periodo. E poi c'è la circolare del Ministero delle Finanze e dell'Economia che ti dice no, trasferiamo. Per dire, abbiamo 2 imprenditori. Ma questo è quello che riguarda. Vorrei scusarmi per dire, questo è quello che riguarda il cittadino medio. Ad un certo punto non gliene frega niente di quello che stanno facendo, quello che combineranno. Dice a me cosa viene? Niente, perché vedo soltanto fumo negli occhi,
le banche che non mi danno più i soldi che io avevo investito, e sono tutti sull'astico, parlo delle due che riguardano il Veneto. Oggi c'è una corsa, ed è giusto, a coloro che possono fornire delle sicurezze, e per esempio l'oro sta diventando un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono investire in qualcosa di sicuro. Non si portano a casa più probabilmente la moneta, forse si porteranno il lingottino d'oro e se lo terranno lì. Ormai come sono andate le cose oggi, che è difficile anche da rubare, perché insomma c'è anche una segnatura, c'è tutto, insomma, ecco. C'è un rischio vero, lo capiremo martedì già al Parlamento europeo, insomma capiremo cosa hanno in mente lì, che si pensi che la soluzione sia solo avere più Europa, più regole per riportare tutti nella stessa direzione, più vincoli, più burocrazia, più regole assurde, perché potrei citarne 1000 esempi di regole assurde da parte di quell'Europa che invece non è in grado di governare il fenomeno migratorio, cioè si occupa delle dimensioni delle vongole piuttosto del bullone e non riesce a governare. Il rischio vero è quello. Io lo reputo un rischio, non un'opportunità, perché conosco le persone che sono lì a Bruxelles, conosco i burocrati di Bruxelles. Vogliono inventarsi questo meccanismo per evitare ad altri di fuggire, e questo non va nella direzione giusta. Se cogliamo questa occasione per cambiare questa Europa, per renderla più vicina ai cittadini, con meno regole assurde ma con più decisioni politiche forti, andiamo nella direzione giusta, se no ci sarà in maniera automatica l'uscita di tanti paesi. In maniera automatica, e noi buoni italiani resteremo gli ultimi col cerino in mano a subire questo tracollo, ecco. E abbiamo un leader adesso, Renzi, indebolito non tanto dalle ultime elezioni, ma dal fatto che non è un leader eletto, ma un leader scelto da quelle lobby economiche e finanziarie che hanno creato questo mostro Europa. Certo. Carlo Valerio, come chiudiamo questa serata? Che considerazioni possiamo fare ancora? Beh, io credo che sia necessario appunto che l'Europa si dia delle regole diverse e che siano più vicine a quelli che sono gli interessi generali. Per fare questo però è necessario che i vari partiti e movimenti politici delle varie nazioni si dimentichino che vogliono vincere le elezioni e pensino che devono costruire un'Europa che sia a servizio dei cittadini. Perché la campagna del referendaria inglese è stata orribile, non ha capito niente nessuno là, perché nessuno spiegava quali sarebbero stati i problemi che incontreranno per questa cosa. Era tutto enfatizzato e tutto personalizzato, finché noi abbiamo movimenti politici che vivono e prosperano con le paure. In Europa non riusciremo mai a stabilire delle regole. Dovremo stabilire delle regole quando tutti lavoreranno per fare qualche cosa che è funzionale al, scusate il bisticcio, funzionamento di questo insieme di nazioni, piuttosto che alla rielezione o al cambio di percentuale. E adesso abbiamo le elezioni in Spagna, e poi avremo il referendum in Italia e poi avanti così. E dopo avremo così le elezioni ho paura americane. che faremo gran fatica, purtroppo. E noi che lavoriamo e che cerchiamo di creare lavoro, in queste incertezze facciamo parecchia fatica. Ma andremo avanti comunque. Professor Casen, allora Ramundo suggeriva una fase costituente per l'Europa, ma abbiamo una classe politica europea in grado di rimettere in discussione quelle che sono state di fatto le basi della nascita dell'Unione Europea, riuscendo magari a migliorarla, ma come? Ma se non c'è la classe politica è importante farla. Quello che stanno perdendo anche in Inghilterra di grinta sono i partiti, la concezione del vecchio partito come istituzione che tiene determinate lobby sotto di sé e che viene gestito in qualche maniera. Ci vuole un rinnovamento. L'Europa è vecchia e diciamo che l'escamotage di creare l'Europa, purché l'Europa non faccia l'ennesima guerra, conflitto mondiale, diciamo che è un escamotage che costa e che crea una guerra
comunque, perché è una guerra finanziaria, è una guerra di denaro, no? Il conflitto esiste lo stesso, non usiamo i cannoni, i fucili, quelle cose là. Darei a precisare che l'Europa ha organizzato le guerre più grandi del pianeta, perché noi ci consideriamo buoni, ma guardate che dalle crociate, e mi fermo alle crociate, non vado più indietro, in poi, in tutti i paesi, non parliamo della conquista delle Indie, io amerei che qualcuno leggesse Bartolomé de las Casas, no? Quando descrive i massacri che sono stati fatti nel Nuovo Mondo dagli spagnoli e dai portoghesi. Noi abbiamo portato la guerra dappertutto. Abbiamo fatto la guerra per la droga. Questo è pochi, la guerra dei boxer, 1900. Noi siamo andati in Cina dove la droga era vietata e l'abbiamo imposta. Dall'Italia sono partite due navi, no, con migliaia di soldati per andare a fare dei disastri mostruosi, assieme a inglesi, francesi, tedeschi, e tutti siamo andati lì a fare un disastro, no? Guardate che abbiamo fatto delle cose orribili, abbiamo distrutto l'Africa. Guardate cosa è successo in Africa e cosa stiamo facendo regolarmente ogni giorno. Andiamo a portare via le cose e non le paghiamo per il valore che hanno. E dopo ci lagniamo. Siamo dei cannibali, siamo. Abbiamo distrutto la Siria. Perché? Perché la Siria è alleata di Putin e allora bisogna dargli addosso. Abbiamo distrutto, io sostengo un'iniziativa padovana in Turchia dove accolgono i migranti che arrivano. Arriva un'avvocatessa con la famiglia, ha lasciato il marito perché è ingegnere per vedere se riesce a salvare qualcosa a casa, ha passato la frontiera per sopravvivere. E ci sono i bombardieri russi da una parte, francesi dall'altra, americani, che fanno giustizia. Lasciamoli stare, che facessero quello che vogliono, stanno sicuramente meglio. C'è questa arroganza di sapere noi cosa vogliono gli altri. E poi ci arriva sta ondata di persone che hanno bisogno di tutto, no? E che gli abbiamo provocato noi. L'abbiamo provocata e ci speculiamo sopra. Basta. E vogliamo fare l'Europa unita? No, dai, non siamo in grado di farlo. Cosa dice? Questa è l'ennesima guerra. Ci sarà un effetto domino? Ma io spero di no, perché insomma ricordo situazioni, ho l'età per ricordare situazioni orribili. Speriamo che non succeda più, ma diciamo, i Sudeti del buon Adolfo sono quelli che stiamo combattendo adesso. La Germania vuole conquistare di nuovo i Sudeti, la chiamiamo in un'altra maniera, ma è sempre la stessa menata, insomma. Vogliono stare là e che stiano là, basta. Cosa andiamo noi a giudicare, a vedere, spostare? Lasciamoli stare. Badiamo alle nostre necessità che non riusciamo neanche a farlo. E allora io dico che questa decisione degli inglesi è un'opportunità per l'Europa. Basta vederla come un disastro. Vediamola come opportunità. Questa opportunità la accogliamo e vediamo anche di fare in maniera tale che l'Inghilterra ci ripensi. Sì. E guarda, porca miseria, dice guarda, sono andata via ma adesso torno. E allora questo è creare l'Europa. Se no siamo dei fessi, non possiamo andare avanti in questa maniera. Creiamo le opportunità e insegniamo ai nostri figli di cogliere le opportunità. Bene, grazie. Allora, ringrazio Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega Nord, grazie di essere intervenuta. Nicola Ramundo, economista, ricordiamo presidente dell'Osservatorio Cittadino Contribuente, professor Luciano Greco, docente di economia all'Università di Padova, grazie a Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, e grazie a Luca Azzano Cantarutti, avvocato, Indipendenza Noi Veneto. Grazie a tutti quanti voi di essere, e grazie al nostro editore che
settimanalmente ci permette come sempre di andare in onda. Ringraziamo anche i ragazzi in regia, Claudio e Michele. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, l'appuntamento è venerdì prossimo, TV7 Match, arrivederci e buonanotte.